Buonasera da Benevento, buonasera dallo stadio Santa Colomba Vigorito, buonasera da Carlo Verna. 32esima giornata del campionato di Serie B, secondo anticipo dopo il successo per 1-0 del Cittadella sullo Spezia e aspettando la sfida primato di domani fra Spal e Frosinone. Il Benevento vuol ricominciare a correre verso l'alta quota dopo la serie negativa nelle ultime 5 giornate in cui gli uomini di Baroni hanno raccolto appena 2 punti, 3 sconfitte e 2 pareggi per i Sanniti. Il Trapani, reduce dal fragoroso 4-0 al Bari, vuol agganciare la zona salvezza che sembrava impossibile al termine del girone d'andata. I siciliani restano penultimi, ma certamente il 4-0 rifilato alla formazione pugliese sabato scorso è una medicina davvero che ha portato alla totale guarigione la formazione di Calori. Barilla su di lui, l'intervento molto vigoroso da parte di Matera, ma il Trapani continua a avere il possesso di palla, entra in area di rigore Coronado e c'è l'intervento del direttore di gara che ha ravvisato come falloso l'intervento su Coronado e ha concesso il calcio di rigore. Coronado, che è lo stesso che va a collocare il pallone sul dischetto. La ripartenza del Trapani comunque ha messo in grande difficoltà la formazione sannita, che aveva preso il comando delle operazioni e stava proponendosi con una certa continuità ed insistenza nella metà campo della squadra siciliana, che è ripartita, è riuscita in qualche modo a mettere in difficoltà la retroguardia del Benevento. C'è stato questo intervento, le proteste all'unisono da parte di tutti i difensori della squadra di Baroni, irremovibile naturalmente il signor Mainardi, che ha concesso questo calcio di rigore. Il tentativo di trasformazione da parte di Coronado, fischiano i circa 5.500 spettatori del Santa Colomba Vigorito. Coronado pronto anche Gori, rincorsa breve da parte dell'attaccante del Trapani, rincorsa inizia in questo momento, la conclusione è gol. Trapani che è passato in vantaggio, spiazzato l'estremo difensore della formazione sannita Gori, ha realizzato Coronado sul rigore al 29esimo minuto del primo tempo. Dunque Trapani un po' a sorpresa in vantaggio. Ciciretti, limite dell'area di rigore, splendido gioco di gambe di Ciciretti, la conclusione di Ciciretti, il pallone, poi il tap-in, il gol del pareggio che dovrebbe essere stato realizzato da Ceravolo, ma è stato Ciciretti protagonista nella circostanza specifica. Un grandissimo spunto del giocatore di maggior fantasia del Benevento, il pallone che è stato calciato nell'angolino basso, la respinta del portiere e poi il tap-in vincente di Ceravolo. Dunque 1-1 al 33esimo minuto di gioco. Avevamo visto un Ciciretti molto ispirato nel tabellino, si scrive Ceravolo, ma il merito è di Ciciretti sicuramente in questa circostanza, e sicuramente Ciciretti è stato il migliore in campo finora. 1-1 dunque il punteggio. Pallone in fallo laterale, rimessa in gioco già effettuata dal Trapani, sfera recuperata dal Benevento, un bel intervento vigoroso da parte di Lopez. Non ha stavolta un buon controllo Ciciretti ed in effetti chi arriva prima sul pallone, il solito determinatissimo Barilla. Adesso Coronado, bel intervento di Coronado, attenzione area di rigore e c'è nuovo calcio di rigore a favore del Trapani. Stavolta ci è sembrata più netta l'intervento nei confronti di Coronado, che ha spiazzato Lopez con una finta, con un bel movimento del corpo, si stava indirizzando verso la porta di Gori. Stavolta è stato sbilanciato abbastanza chiaramente e messo giù. Certamente ci è sembrato più nitido questo secondo penalty a favore della formazione trapanese rispetto al primo. Vediamo se sarà lo stesso Coronado, è lui che ha la palla tra le mani e sta per andarla a collocare sul dischetto, a tentare la trasformazione. Nella
primo tentativo è andata bene a lui, è andata male a Gori è stato spiazzato da Coronado, il pallone per la verità non è stato calciato in maniera abbastanza angolata, ma il portiere era andato dalla parte opposta. Adesso i fischi del pubblico che cercano di condizionare Coronado, sicuramente uno dei migliori se non il migliore nel Trapani, tutto pronto per il tentativo di questa seconda trasformazione da parte del Trapani. I fischi del pubblico del Santa Colomba, sta per fischiare il signor Mainardi, ancora Coronado contro Gori e stavolta pallone all'incrocio dei pali, diversamente dalla prima circostanza, ancora gol per il Trapani, 2-1 per la formazione ospite, 2 calci di rigore, questo secondo è arrivato al 13° minuto della ripresa, nuova trasformazione da parte di Coronado che si è procurato sia il primo che il secondo penalty, lui dunque il protagonista del match sul fronte trapanese. Calcio di rinvio dal fondo da parte dell'estremo difensore del Trapani, poi la possibilità di un'azione in ripartenza con Curiale che chiama il pallone, lo riceve, lo mette in rete, il 3-1, match concluso, il gol di Curiale che ha visto il compagno di squadra pronto a dargli il pallone, lo ha cercato, lo ha individuato all'altezza dell'area piccola, è arrivato precisamente all'appuntamento col pallone e ha chiuso il match, perché a questo punto, a meno di 2 minuti dalla conclusione della fase di recupero, non c'è più niente da fare per il Benevento, che dunque continua in una serie negativa che rischia di allontanare la formazione sannita, che a un certo punto del campionato ha pensato di poter ottenere da matricola terribile persino la promozione immediata. Mette la squadra campana ai margini della zona playoff. Si attende soltanto che cali il sipario su questa partita interessante tra una squadra che ambiva a punti promozione e ad un'altra che ha trovato praticamente, perché il triplice fischio è vicino, punti salvezza importantissimi in questa risalita che la formazione siciliana ha iniziato nel corso del girone di ritorno. Sicuramente impeccabile la condotta tattica degli uomini di Calori, e adesso il Benevento prova ad andare ad un ennesimo lancio in avanti, ma lo fa contemporaneamente col triplice fischio del signor Mainardi. Inutile protrarre ulteriormente il recupero, i giochi sono stati praticamente fatti col terzo gol del Trapani, con Curiale che è andato a segno con al termine di una perfetta ripartenza della formazione di Alessandro Calori. Dunque il Trapani ha espugnato il Santa Colomba Vigorito, il Benevento non riesce a vincere più, sono 4 le sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 partite. Invece il Trapani dà continuità alla propria classifica dopo lo splendido successo squillante fragoroso sulla Bari sabato scorso per 4-0. Qui al Santa Colomba ha realizzato 2 volte per la formazione siciliana Coronado, entrambe le volte su calcio di rigore che lo stesso Coronado si era procurato. Tra i 2 rigori di Coronado c'era stato il pareggio di Ceravolo, poi vicinissimo al gol prodezza di Pigliacelli. Infine nella fase di recupero giochi chiusi dal gol in contropiede di Curiale, subentrato al bravo Manconi. La nostra radiocronaca dallo stadio Santa Colomba Vigorito di Benevento si è conclusa. Ribadisco il punteggio finale: Benevento 1, Trapani 3. Da Carlo Verna la più cordiale buonanotte e la linea va ai nostri studi di Roma.